Grazie. Buongiorno. Siamo giusti, scusate, ma siamo scesi anche di corsa perché abbiamo avuto tutta la mattina videoconferenze. In particolar modo stamattina ho avuto la videoconferenza con il governo, ma dopo vi do l'aggiornamento di quello che si è discusso. Intanto vi do il bollettino. Totale dei tamponi sono 3.043.792. Nello specifico vi dico che di molecolari se ne sono fatti 20.103 ieri, ieri nelle ultime 24 ore, più 34.535 rapidi. Totale tamponi, quindi ieri, nelle 24 ore, ad oggi, 54.638. Rapidi più molecolari è 54.638. I rapidi sono 1.418.000, quindi ci sono i 34.535 delle ultime 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi è 6,98. Ve lo riassumo così forse lo focalizzate meglio visivamente. No, sul tampone? Sì, sui tamponi. Peraltro, rispetto a questo, forse abbiamo una tabella che posso darvi, vi do anche una foto, un'istantanea nazionale rispetto a questa percentuale. Forse c'è, scusate, la vedo un attimo così poi vi do. Questo qua deve essere. Scusate un attimo solo. No, questo. Beh, c'è questo, se possiamo fare la terza tabella per favore. Magari facciamo la terza con la prima, su un fronte retro. Grazie. Perché avevo già una tabella che ieri non vi abbiamo dato sui decessi, dopo vi dico tutto. Numero dei positivi dall'inizio è 200.000, ecco, numero tondo, 200.607. Il numero dei positivi, ovviamente nelle ultime 24 ore, ve l'ho detto prima, 3.871, 8,17, scusate, 6,98% dei tamponi. E peraltro, guardate, ormai ho sentito anche in più occasioni il Ministero, ma non per questo motivo, ma ci è stato detto, è in arrivo la definizione di caso e quindi anche il tema della sommatoria rapidi più molecolari, diciamo, viene chiarita per fortuna una volta per tutte, perché ci evita quantomeno, possiamo sicuramente avere purtroppo le cronache in questi giorni che parlano del Veneto, ma almeno che non si vadano con i numeri assoluti, che poi magari sono numeri che hanno altri valori. Positivi di oggi, 94.225, sono esattamente quelli che abbiamo accumulato facendo tanti tamponi. Ecco qua gli altri dati che vi do. Allora, i ricoverati totali in questo momento in Veneto sono 3.317. Nello specifico vi do terapie intensive e area non critica. Allora, in area non critica sono 2.945, quindi meno 6, e terapie intensive sono 3.72 meno 1. Ma come vedete, solo per commentare il dato, come vedete da qualche giorno, forse 4-5 giorni, fra l'altro dottor Rosi poi vi spiego perché è qui, e da un po' di giorni, 4-5 giorni, che vedete che giriamo intorno a questo 3,73, 3,72, e questo, vabbè, vi do i dati di oggi, insomma. Morti 5.069, sono 77 morti nelle ultime 24 ore. I dimessi sono 8.935. Allora,
adesso arriveranno le tabelle così poi le vediamo assieme e evito di stare qui a parlare di robe che non abbiamo tra le mani. Vi dico solo che come ospedalizzazione abbiamo in questo momento, a ieri mattina, a ieri sera a dire la verità, 2.727 ricoverati Covid in area ovviamente non critica. Considerate che qui, attenzione, sono stati tolti i negativizzati da qui. Però a voi interessa un altro dato, che è questo, 7.060, che sono i ricoverati ordinari. 7.060. Quindi in questo momento in totale in Veneto abbiamo ricoverate 9.787 persone, delle quali 7.060 pazienti ordinari. I posti letto attivabili sono, sì scusate, attivi, sono 13.820, cioè sostanzialmente abbiamo letti liberi per 6.036 posti. Qual è il tema? Questa è una tabella che io ho sempre ritrosia a dare, ve la rispiego. Mi perdoni, ma... Partiamo a ritroso così ci capiamo. Sì. Il totale dei letti è 13.820 in Veneto. Sì, sì. Questi 13.000, 6.036 sono di medicina, non è la differenza tra... Scusate, sì, ho fatto io un errore. Posti letto, sì, beh, giustamente sono più di 13.000. Scusate, ho fatto un errore. Allora, i letti totali in Veneto sono totali occupati, no, scusatemi. Allora, i totali sono 9.787 occupati, dei quali 7.060 non Covid e 2.727 di pazienti positivi, noi li cataloghiamo così. I letti totali sono 13.820 in Veneto, di cui 6.036 di area medica. Però a voi interessa 13.820, quindi quanti letti ci sono liberi? 13.820 meno 9.787. Sì, ora ho invertito io le cose, scusate, siccome non ci vedo tanto bene, succedono anche queste robe. Sì, beh, sostanzialmente, giustamente mi ricordava l'assessore che in una settimana abbiamo ricoverato 270 persone, 76 persone no Covid e 164 Covid di una settimana. Quindi noi continuiamo anche con i ricoveri. Allora, i temi quali sono? I temi sicuramente sono di forte pressione ospedaliera, per cui oggi ho voluto anche, domani verrà l'ingegnere Fattori a parlarvi dell'area non critica. Oggi c'è il dottor Rosi, che è il massimo esponente e responsabile di questa partita per l'area critica delle terapie intensive, in maniera tale che i veneti possano avere informazioni rispetto ai numeri, al contingente di terapie intensive attivate e attivabili, al piano che è stato fatto, a come è stato fatto, a quante sono occupate e quali sono anche le caratteristiche del paziente, perché c'è anche un'evoluzione, oltre che dell'incidenza percentuale di pazienti in terapia intensiva sui positivi, ma anche un'evoluzione clinica del paziente che non è più quello di 3 mesi fa. Non è più un paziente che resta poco, ma insomma dopo il dottor Rosi vi dice tutto. Il dottor Rosi è l'unica persona che ha il termometro a livello regionale, perché è colui che fa tutti i piani e controlla, ovviamente a fianco ai direttori generali, il piano delle terapie intensive. Penso che sulla professionalità del dottor Rosi non ci siano discussioni da fare, ma insomma è sempre stato il suo mestiere, l'emergenza, l'urgenza, oltre ad essere stato colui che per conto del COAM è andato in Sierra Leone 2 anni fa, 3 anni fa, quando sei andato? Un anno fa, tornato un anno fa, ha dato vita al 118 in Sierra Leone con 50 ambulanze, quindi gli abbiamo permesso questo periodo, diciamo, di volontariato in Sierra Leone. E se mi dai le tabelle, allora, qual è il tema? Il tema è presto detto. Intanto vi consegno una tabella che ieri, diciamo, non vi è stata data, ma per errore, le stiamo consegnando. Consegniamole tutte e due. Tutte e due, grazie.
Vedete, vi diamo una tabella che non è stata data ieri, quella sui decessi. Più che altro, non so, penso fosse completa la spiegazione di ieri della dottoressa Russo, guardate quella dei decessi, che vi dà anche una dimensione del posizionamento dei veneti. E questo è corretto, non c'è nessuna, come si può dire, avete due tabelle, poi c'è l'altra, poi vi dico. Quella sui decessi che avete in un fronte vi dà il posizionamento in base alla percentuale di morti rispetto agli abitanti. Ma scusa, ma quante tabelle stiamo dando? Ho detto due tabelle. No, no, no. Vabbè, ormai c'è, non c'è problema. Crepi la Avete questa, scusate. Guardate questa in fronte retro, grazie. Sì, grazie Federico, a posto lo stesso, grazie. Perché poi vi hanno dato anche delle cose del dottor Rosi. Allora, la prima tabella che ieri ci siamo dimenticati di dare sono purtroppo riferita ai decessi, la vedete, e vi dà il posizionamento del Veneto in base ai morti Covid su popolazione, perché capite che i nostri numeri pesano e anche un morto, guardate, pesa umanamente, però è altrettanto vero che questo è lo spaccato nazionale in questo momento. Detto questo, vi ricordo che sulle mortalità, ieri non so se vi è stato detto perché ho voluto, anzi dovevo andare anche in videoconferenza per cui non ce l'ho fatta, c'è anche da dire che l'aspetto delle case di riposo è l'aspetto che ci inquieta di più. Ieri io vi ho fatto un accenno al fatto che le misure che abbiamo adottato da quest'estate sulle case di riposo, e lo ripeto perché se qualcuno non l'avesse ancora capito, lo si capisce maggiormente o non l'avesse percepito, diciamo le misure adottate quest'estate sulle case di riposo sono misure assolutamente importanti. Vi ricordo che nelle case di riposo si fa un tampone ai 30.000 operatori ogni 4 giorni, un tampone ogni 20 giorni ai 30.000 ospiti, oltre a tutte le restrizioni al piano di sanità pubblica, il referente diciamo, medico anche da parte dell'ULSS, oltre a quello della casa di riposo. Certo è che, a onor del vero, mi permetto di far notare che queste mortalità, giustamente, noi ce le abbiamo perché il fenomeno RSA è tipico dei nostri territori. In altre parti d'Italia c'è il tema dell'RSA, non pesa come da noi. C'è il fatto, da un punto di vista epidemiologico, la concentrazione di una categoria a rischio così importante in gruppi organizzati che sono quelli dei ricoveri, ovviamente espone anche di più. C'è poco da dire. Pensate solo che alcune case di riposo hanno anche gli stessi operatori che passano da una casa di riposo all'altra. Quindi, se da un lato è un elemento di cura di civiltà di un territorio, dall'altro davanti a un virus diventa anche un momento di debolezza. Questo lo va detto perché non vorrei che qualcuno pensasse che le case di riposo esistano in tutta Italia con questa conformazione. Ce le abbiamo noi ne abbiamo 300 in Veneto, RSA. Abbiamo 300 RSA, 30.000 ospiti e 30.000 operatori. 4-5 regioni hanno il nostro modello, molte regioni non hanno RSA, non hanno strutture come e quindi gli anziani restano in casa o restano in ricoveri diciamo, organizzati da privati, ma non hanno le strutture nostre. È come dire in un ospedale, no? Il dottor Rosi, che è un medico, ci dirà, è ovvio che è più in sicurezza uno che viene curato da solo, a casa sua, che avesse la possibilità di avere lo staff migliore del mondo, che uno che deve andare in un ricovero dove ci sono magari 600-700 persone che hanno virus, batteri e infezioni ospedaliere o quant'altro. Questo volevo dire. Beh, questa è una tabella che poi fate nell'uso che volete, io ve l'ho data perché ieri vi siamo dimenticati. L'altra sui tamponi è stato fatto dal dottor Bortolan questa tabella, cioè Covid casi attualmente positivi sui test. E qua avete la tabella, vedete, cioè non avete le percentuali su... aspetta, scusate. Avete le tre colonne e avete il dato sul totale, quindi avete anche la dimensione percentuale dell'incidenza. Sì, ce l'ho qua, perfetto. Vabbè, volevo darvi queste. Posso? Prego. Non mi è chiaro, in questa seconda tabella, Sì. la colonna relativa ai test eseguiti, appunto, per il Veneto vede, immagino dai dati che leggo, la somma tra molecolari e antigenici. Sì, è scritto sotto. Ma per le altre regioni che Non ve lo certezze sappiamo avete? dire? Non ve lo Questo- sappiamo dire? Cioè, noi
così la costruiamo, perché siamo gli unici che si lamentano non vengono sommati i test. Cioè, quindi noi ce l'abbiamo così, per questo ve la diamo così. Quindi non sappiamo le altre regioni dentro cosa ci hanno messo Questa, in quel dato. infatti abbiamo scritto fonte ISS spiegato sotto, dopo per correttezza noi ve la diamo, siccome ogni giorno viene fuori questa storia dei positivi, quindi nell'attesa che se c'è qualcuno che deve caricare lo carichi, noi vi diamo il nostro dato è 1,7, dopodiché scorrerà in giù o in su in base a come caricheranno. Quindi diciamo l'unico dato diciamo, aggiornato, modificato con questa somma È nostro. quello Veneto. Gli Sì, altri sì. sono quelli Gli altri non è dato a comunicati sapere. quotidianamente dall'organismo centrale nel bollettino delle 17 della Protezione Civile, giusto? Sì, ce n'è anche un'altra che è quella, diciamo, no, questa è quella dei posti letto occupati. C'entra niente. Ma, mi scusi se posso... Eh sì, dall'inizio. Beh sì, noi abbiamo fatto sulla popolazione, cioè dall'inizio. Sì, se volete però il dato, noi ce l'abbiamo, anche il dato percentuale sui tamponi quotidiano o standardizzato all'ultima... No, dico la percentuale nazionale, se lo volete quotidiano, piuttosto che noi abbiamo anche il dato settimanale o mensile, riusciamo a ricostruirlo, non c'è problema. Casomai diciamo, dottor... Sembra una conversazione, no, è che secondo me lo dico per me, almeno per il mio giornale, sarebbe bene avere un dato, diciamo così, omogeneo rispetto anche a quelli che vengono usati. È la lettera che abbiamo scritto al a livello Ministero. nazionale, perché a volte si parla di incidenza positivi su 100.000, a volte di incidenza positivi su tampone e siccome le percentuali differiscono decidiamo un benchmark. Ecco, grazie. Questa è una tabella che noi ci teniamo come benchmark, ma è un benchmark che io ve l'ho detto, tanto è vero che in nota è scritto, non è che ve lo dico adesso perché avete fatto voi le domande, c'è scritto una nota sotto, perché è esattamente la lettera che abbiamo mandato, no? C'è la necessità di avere dati uniformi, se no è difficile confrontare dati tra di loro, però al di là di questo, prego, volevi... sì, un chiarimento, buongiorno. Non è per farne una questione di lana caprina, però siccome la Regione Veneto continua a fare la sommatoria dei tamponi molecolari e dei test rapidi e da questa sommatoria ricava l'incidenza dei positivi sul testing. Viceversa, il Ministero della Salute valuta soltanto... Ma ci ha detto di mandarli i test rapidi, dal 3 di dicembre. Sì, però sono settimane che no, si ve lo so dice dire. Chiedetelo. questo ricalcolo si farà... No, ma le dico, non è una questione formale, è una questione sostanziale. A me lo dici. Ma sa perché? Perché ieri il direttore, come lei sa, del Ministero della Salute ha contestato al Veneto una incidenza di positivi. 18%. Insomma, E la dottoressa Russo è uscita, non è stata smentita. certo, però allora, com'è possibile che il Ministero della Chiedetelo Salute al Ministero, dica... non ve lo so dire, cioè. Tu hai tutte le mi ragioni sembra- del mondo, io penso... No, ma mi sembra, guardi, ma non è, come dire, non è un cavillo. Credo che questo sia un elemento di confusione nell'opinione pubblica, nei cittadini, Guardate, perché allora qual è noi- la verità? E posso anche aggiungere una roba, e noi ne facciamo le spese perché se la colpa è fare 60.000 tamponi al giorno, cioè voi capite, se guardate anche la tabella di ieri sera, noi abbiamo cosa? 3.000 positivi. Ci sono delle regioni che hanno 40 positivi, cosa vuol dire che è una regione pulita? Poi vai a vedere i tamponi che hanno fatto, ne hanno fatti 400. Cioè 3.000 su 60.000 e 40 su 400 è una percentuale molto diversa. Per cui guardate, noi sul tema dei tamponi teniamo presente ovviamente i positivi che troviamo, anche noi dobbiamo poi standardizzare perché se un giorno ne fai 40.000, un giorno 60.000, devi capire anche qual è il tuo standard per capire l'evoluzione. Dopodiché, sapete, questo è il contact tracing, il vero tema sono le occupazioni ospedaliere, è questo che ci preoccupa, e il tema delle terapie intensive. Voglio anche aggiungere una cosa, a qualche volta appunto immagino che qualcuno dica no, perché capita anche che lo sentiamo dire, no, la prima fase è stata gestita bene, la seconda fase sta scappando di mano, cioè qui non c'è nulla che scappa di mano, o meglio mi spiego, la prima fase ha avuto esattamente diciamo una condizione di lavoro sicuramente più difficoltosa peraltro, no? Non avevamo i dispositivi, non avevamo regole di sanità pubblica, abbiamo dovuto inventare tutto, alla fine poi abbiamo affinato. Pensate, siamo passati da 2.150 tamponi del 21 marzo a 50-60.000 al giorno che facciamo oggi, tanto per dire che evoluzione c'è stata.
Però se voi ricordate, io ve l'ho sempre detto, e qua nessuno mi può smentire, vi ho sempre detto, guardate che il Covid è una questione anche di fortuna, nel senso che attacca dei territori e li interessa. È iniziato nel nord-ovest, adesso è passato nel nord-est, e come vedete questo bacino interessato è un bacino importante perché è quello di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia e Slovenia. Vi dico questo perché voglio sempre ricordare che dall'altra parte c'è la natura, magari fosse così facile, no? Decidere il corso della storia. Ciò non toglie che la sanità sta rispondendo. Io ringrazio tutti i nostri operatori, i medici, infermieri, gli OS, tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità, perché in questo momento la pressione è alta, avete visto, abbiamo la bellezza di 9.000 ricoverati e con anche le contrazioni, le necessità che abbiamo. Poi il dottor Rosi vi darà uno spaccato, ad esempio, di quello che sono le necessità per le terapie intensive. Per le terapie intensive non sono un jukebox, le terapie intensive che abbiamo programmato, e io ve l'ho sempre detto, andate a prendervi le mie dichiarazioni, io ho sempre detto, guardate che quando arriveremo a 1.000 terapie intensive, vuol dire che avremo, cos'è che avevo sempre detto? La sanità orientata sul Covid. Per questo l'appello alle misure è un appello, scusatemi, ai comportamenti e all'attenzione che chiediamo ai cittadini. È un tema per noi importante, perché l'unico elemento differenziale che oggi si può inserire in questo piano di sanità pubblica è la collaborazione con i cittadini. Allora, noi questa mattina abbiamo avuto la riunione con il governo, è iniziata alle 8:30 e finita alle 11:30. È stata una riunione importante, è stata una riunione nella quale tutti noi governatori abbiamo espresso le nostre convinzioni. Io vi dico cosa ho detto io, nel senso poi gli altri non trovo corretto darvi un bilancio di cosa hanno detto gli altri, che più o meno diciamo, hanno avuto delle posizioni simili, qualcuno con qualche distinguo. La posizione del Veneto è stata chiara, nel senso che nel mio intervento ho detto guardate, noi abbiamo necessità comunque di avere diciamo, delle misure, di adottare delle misure come Veneto. E ho anche detto guardate, noi abbiamo anche necessità di capire se si chiude questa partita nazionale, se no le adottiamo direttamente, visto considerato che il fine settimana si avvicina. È incontrovertibile che questo periodo è un periodo particolare, è incontrovertibile che ogni azione deve essere supportata dai ristori. Diciamo, il vantaggio della misura nazionale è rappresentato, e qui il governo ha diciamo, rassicurato su questo fronte, che eventuali misure nazionali comunque sarebbero accompagnate, anzi il ministro Boccia ha anche detto che aveva sentito il ministro Gualtieri, sarebbero comunque accompagnate da misure ristorative. E io penso che noi avremo, ho detto stamattina, a gennaio avremo una congiuntura astrale che non è molto positiva. Per fortuna gli archivi digitali manterranno storicamente tutte le nostre dichiarazioni. Io ve lo sto già dicendo da un po', cioè il 7 gennaio noi dovremmo aprire la scuola, fare la più grande campagna vaccinale, che peraltro oggi è stato annunciato che probabilmente si fa i primi di gennaio, forse ci sarà anche qualche timida apertura per fine dicembre, perché l'EMA ha anticipato la sua decisione al 21 dicembre e non più al 29. Quindi avremo la più grande campagna vaccinale della storia. Noi avremo 200.000 prime vaccinazioni da fare, fra l'altro, più o meno, voto per pieno, sono 194.000. Avremo l'apertura della scuola, avremo il Covid, perché il Covid non ci avrà abbandonato, avremo la sindrome influenzale, quindi avremo anche tutto quello che sarà l'influenza. Voi capite che se noi arriviamo all'appuntamento del 7 gennaio con una situazione dove tutti questi fattori si incrociano in un terreno di battaglia devastato, noi non ne veniamo fuori. Pensate solo a un aspetto, che il personale che dovremmo utilizzare per la campagna vaccinale in maniera importante è comunque personale della macchina sanitaria. E pensate solo che se avremo ancora peso di Covid è lo stesso personale che comunque dovrà essere occupato per il Covid. E se arriverà l'influenza dovrà essere lo stesso personale che comunque dovrà essere occupato in parte anche per l'influenza nei ricoveri e nelle cure territoriali. E comunque poi avremo il tema delle scuole che ci impegneranno sicuramente sul fronte del contact tracing, perché se ci sarà un positivo bisogna uscire,
nella classe, andare a testare e ricostruire i contatti e così via. Quindi il tema di valutare che in questo periodo, diciamo del periodo natalizio, ci sia la possibilità di pensare a delle restrizioni, diciamo regionali o nazionali, è un tema reale. Quindi noi abbiamo dato disponibilità ad affrontare con il governo un eventuale... Allora, il governo sta pensando a una restrizione nazionale ovviamente, no? Perché giustamente si pone una questione, si calcola che ci siano milioni di persone che durante le vacanze natalizie, ad esempio, si muoveranno da nord a sud, primo tema. Si parla e si dice che comunque le movimentazioni aumenteranno e quindi si rischierà di trovare un unico bacino epidemiologico in virtù delle molte movimentazioni di questo periodo. C'è dall'altro il tema degli operatori che sono da tutelare con ristori reali, ma questi non competono alla Regione perché sono temi nazionali sui quali noi ovviamente chiediamo garanzie. Allora ci siamo riaggiornati con questa scaletta. Il governo aveva una sua diciamo, riflessione interna alla volta delle 12:30 di oggi, mentre vi sto parlando stanno facendo una riunione. Domani mattina, probabilmente anche stasera magari accadrà qualcosa che ci rincontreremo. Io ho chiesto che comunque ci sia una misura che esca alla volta di stasera, domani, se la vogliono se hanno deciso di farla, se no proveremo ad adottare una soluzione, diciamo, tutta regionale. Considerate che nelle condizioni di fare questi discorsi ci sono più regioni, anche regioni che hanno avuto aree arancioni, cioè non solo regioni da aree gialle. E domani c'è la conferenza dei presidenti della conferenza Stato-Regioni e è già stato annunciato un ultimo incontro col governo, diciamo, di chiusura di questa partita, quindi questa partita se non si chiude stasera si chiude domani secondo il cronoprogramma che si sono dati. Coscienti tutti del fatto che una misura, diciamo, di esordio per il primo fine settimana sicuramente debba essere adottata. Ve lo dico poi anche perché qualcuno parla di area arancione. Vorrei ricordare che l'area arancione rappresenta sostanzialmente la chiusura del confine comunale. No, vi do lo spaccato di quello che è oggi, no? E vi dico cosa sarebbe. Sarebbe la chiusura di bar e ristoranti, tutto resta aperto, comprese le attività produttive, e dal confine comunale si esce per motivi di lavoro, di salute, di fare la spesa, tutte le storie. Sì, non vorrei che qualcuno avesse ipotizzato che l'area arancione preveda chissà quali restrizioni. Lo dico perché chi dice che l'area arancione è stata sanificante per alcune realtà, non è proprio così. Infatti l'esempio del Friuli Venezia Giulia ne è una realtà, nel senso che dall'area arancione a quella gialla la differenza è la chiusura del confine comunale, ma non degli spostamenti agganciati alle attività produttive, al lavoro, eccetera. Per cui fondamentalmente queste sono le restrizioni. Oltre alla chiusura, questo è vero, dei bar e dei ristoranti, ma tutte le altre attività produttive e commerciali restano aperte. Questa è la situazione, signori, questa è la situazione. E quindi noi adesso immagino, conoscendo un po' le dinamiche di queste riunioni, immagino che prima di sera qualcosa accadrà rispetto a magari un eventuale altro incontro e domani, da come è stata impostata oggi, vedrete che ci sarà la chiusura, nel senso che ci sarà la chiusura di questo tema. I presidenti c'erano tutti, più o meno tutti, non tutti, e comunque tutte le regioni sono intervenute con magari sfumature diverse, però il riconoscimento del fatto che ci vogliono i ristori e che comunque delle misure siano da adottare, insomma, è abbastanza stato un unico minimo comune denominatore per tutti gli interventi. Io non aggiungerei altro. Se avete domande, prima di passare la parola al dottor Rosi. Oggi si era prenotata davvero per prima la Marchiori, poi Tosatto, Pederiva, Prigioni, Bonet. Emiliano, scusa, ma ti metti sempre lì. Buongiorno. Sì, buongiorno Presidente. Mi scusi, a proposito di questa riunione, cioè è vero che lei avrebbe detto nel corso di questa riunione di pensare a misure da zona rossa
a livello nazionale, ovviamente poi a livello anche regionale, e se sì, quali sono le misure che lei immagina a livello nazionale e poi... Guarda, non siamo entrati nello specifico, abbiamo semplicemente fatto un'analisi di quello che sono ovviamente i problemi. I problemi sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno continua a negare che ci siano problemi. Evidentemente gli ospedali sono troppo distanti, quindi non si vedono, non si sentono e quindi non si percepiscono. Il vero tema è che noi abbiamo l'obbligo di porre la questione, è una questione reale, è una questione che ci preoccupa, perché gli ospedali hanno un punto di tenuta oltre il quale non si può andare. Anche qui questa sanità è una sanità, poi lo dirà il dottor Rosi, che ancora oggi accoglie tutti. Vi ricordo che abbiamo quanti sono i totali delle terapie intensive oggi? Totale? 500? Abbiamo 587 persone in terapia intensiva in una regione che mediamente ne aveva poco più di 200 quotidianamente, e sono tutti assolutamente assistiti e hanno tutti avuto la garanzia di avere un carico in terapia intensiva. Per cui noi abbiamo parlato fondamentalmente della situazione, abbiamo parlato di misure restrittive e soprattutto anche c'è stato fatto un riferimento al tema della Germania, che la Germania rischia di essere l'unica comunità in Europa che arriverà il 10 di gennaio con le curve appiattite, con gli RT, diciamo frutto di un lockdown. La Germania, vorrei ricordarvi, che non ha adottato un'area rossa. L'area rossa significa confine regionale chiuso, confine comunale chiuso, attività produttive aperte, chiusura dei negozi e dei bar e dei ristoranti. Però comunque non è il lockdown che abbiamo fatto noi, l'area rossa, è un'altra roba. La Germania invece va di lockdown da oggi fino al 10 di gennaio. Immaginate come arriverà all'appuntamento anche della vaccinazione, altro aspetto che non movimenta poche persone. Quindi questa è la situazione. Ecco, lei quali tipo di chiusure eventualmente ipotizzerebbe o di restrizioni? Noi le stiamo affrontando adesso con il governo, nel senso che immagino che nelle prossime ore le definiremo, staremo a vedere. Mi sembra di capire che ci sia una base di lavoro che è quella del fine settimana per poi passare al periodo natalizio. Cerchiamo di capire. In questa fase non vogliamo neanche introdurre elementi, come si può dire, di nuova confusione, perché comunque non servirebbe al tavolo, ma neanche ai cittadini che si troverebbero ogni giorno notizie, notizie nuove. Ormai è questione di ore, vedremo di capire quale sarà la soluzione. Va bene, grazie. Prego. Allora, Tosato, Pederiva, Prigioni, Bonet ed Emiliano. Sì, buongiorno. Presidente. Io condivido appieno l'invito a evitare la confusione. Di messaggi ce ne sono tanti, contrastanti. Ieri è stata fatta notare, come dire, la stranezza anche di questa campagna del cashback, no? Da una parte si invita a spendere, dall'altra a non affollare i negozi. Mi pare una ridicolaggine. Ma anche lei, se mi consente, però, come dire, rispetto alle ultime settimane potrebbe dare l'impressione di essere stato folgorato sulla via di Damasco, nel senso che io ricordo che ci diceva non possiamo permetterci un lockdown, insieme ad altri ha fatto una battaglia al tavolo con il governo per l'apertura delle piste di sci. L'impressione è che lei ritenesse che questa fase potesse essere affrontata senza restrizioni particolari. Adesso lei stesso parla di misure, insomma, di misure sostenute. Perché ha cambiato atteggiamento? Ma sai, se io leggessi i tuoi articoli, è ovvio che nel tempo c'è un'evoluzione della dinamica. Cioè, da qui a giugno accadrà di tutto. Cioè, qui non è che non abbiamo ben chiaro cosa sta accadendo. Veniamo alle piste da sci. Le piste da sci, andate a prendervi le mie dichiarazioni. Io ho detto, guardate che la misura ha un senso dal punto di vista epidemiologico se è una misura condivisa con altri territori, perché se no, cioè, che senso ha che noi garantiamo la migrazione di persone fuori territorio che poi tornano a casa, ci portano a casa dalle piste da sci degli altri il virus, tanto per dirne una dal punto di vista epidemiologico. Noi abbiamo sempre avuto chiaro qual è il tema di questa emergenza, come abbiamo anche sempre detto che un lockdown non ce lo possiamo permettere. Il lockdown che conosciamo
lo sappiamo tutti, ma lo stesso governo ha portato avanti questa idea. Prova ne sia che le tre fasce, vorrei ricordarlo, nascono per evitare il lockdown. Ve l'ho detto 2 istanti fa, guardate che la zona rossa non è il lockdown, c'è un'altra roba. Cioè lockdown eravamo chiusi in casa addirittura con i 200 metri per fare 2 passi. La zona rossa è che tu nel tuo comune giri dove vuoi, esci anche dal comune se hai motivi per uscire dal comune. Quindi quello è il senso delle dichiarazioni. Io vi invito anche a darci una mano, a fare in modo che dopo tutto questo rimbalzo, no, di dichiarazioni non diventi sempre, avete capito, c'è del premio Nobel del social che comincia a dire questi cambiano continuamente idea. Questa è la situazione. L'alternativa sapete qual è, ragazzi, ma ve lo dico col cuore in mano, ma io non lo voglio fare. Chiudiamo la conferenza stampa di ogni giorno, facciamo un comunicato come fanno i miei colleghi, cioè diventa monocratico, diventa unidirezionale, avete 3 dati del bollettino, un commentino e finita lì. A me non sembra corretto nei confronti dei veneti. Però allora vi chiedo anche, come si può dire, la correttezza, l'aiuto di capire che ogni giorno che mi sentite io vi do, cioè il mattinale vi do, cioè, il bollettino di giornata con il commento, cioè se il principio è, approfitto della tua domanda, di dire 10 giorni fa avevo detto questo, 8 mesi fa avevo detto questo, ragazzi non ci siamo più perché ci costringete a dover dire vabbè, ma se il tema è che cioè, capite che quando veniamo qui tutti i giorni, noi veniamo qui col cuore in mano, diciamo ragazzi questi sono i numeri, questa è la strategia di oggi, ve lo dirà il dottor Rosi, cioè dottor Rosi, se fra una settimana abbiamo 100 o 200 persone in più in terapia intensiva, non è che possiamo prendere dichiarazioni di Rosi di oggi, noi non sappiamo cosa accadrà da qui alle prossime 24 ore, tutti i giorni, Cioè stiamo parlando di un rapporto con la natura, cioè non è che abbiamo certezze, qui di certezze non ne ha nessuno. Magari avessimo uno che ha le certezze, sarebbe la persona più ricca del mondo. Non ne ho approfittato per dire. No, ma guardi, forse sono io che ho espresso la cosa in modo grossolano. Non mi stupisce affatto che lei aggiorni il suo atteggiamento e il suo approccio. Sarebbe sorprendente al contrario, vorrebbe dire che non prende atto delle novità, dell'evoluzione della situazione. La domanda era riferita ai motivi ultimi che l'hanno indotta a cambiare idea. Guarda, mi consenta, ecco, sì. proprio l'ultimo accenno. L'ANSA oggi, stamattina, ha battuto la notizia secondo cui lei sarebbe dichiarato favorevole nell'interlocuzione con il governo ad un Veneto in area rossa nelle festività natalizie. Se è così, io davvero la inviterei a esternarlo con grande chiarezza, perché sarebbe un segnale chiaro, univoco, se è così. Io non ero presente alla riunione. Ma non c'era neanche l'ANSA alla riunione. Aspettate qualche ora e vedete. C'ho la domanda, anche io cerco Prego. di essere più netto. Cioè, siccome è chiaro che ci sono come 2 partiti, tra virgolette, cioè gli ultra-rigoristi, Speranza, Boccia, alcuni membri del CTS, e quelli invece più aperturisti, i renziani, il ministro Bellanova, lei a quale squadra dobbiamo ascriverla? No, guarda, io penso che non sia una questione di squadre, ma penso anche, non dubito della vostra intelligenza, che abbiate capito che noi siamo della squadra di quelli che fanno in modo che gli ospedali non vadano in collasso e che i cittadini non si riescano più a curare. E quindi in questa fase a noi le restrizioni servono. Come ho anche detto, guardate, ne ho parlato anche con il professor Silvio Brusaferro, che anche questa storia, perdonatemi ma ve lo devo dire, sta storia dell'area gialla, no? Siamo 2 regioni in Italia, se non sbaglio, che sono sempre state in giallo, noi e il Lazio. Allora, se stabiliamo delle regole del gioco, chiamiamolo gioco, no? Della classificazione, fatto da illustri scienziati, cioè non è che adesso, cioè anche i veneti, si hanno fatto per 6 settimane, 8 settimane di zona gialla, adesso non è che, come si può dire, dopo che hai avuto tutte le facoltà di muoverti sul territorio, adesso dici è colpa della zona gialla, cioè non è che, cioè, come si dice, tu esci di casa col portafoglio pieno, torni a casa squadrinato perché sei giocati tutti al casino e dici è colpa di chi mi ha dato i soldi. Cioè, dico semplicemente che cosa sostengo io? Che anche gli algoritmi, se non funzionano,
anche perché per noi diventano base giuridica. Capite che nel momento in cui ho una classificazione epidemiologica con delle misure, non è che qualcuno potrà dire, ma perché fai un'area di un altro colore se la tua classificazione è quella? E allora dico, magari forse vale la pena anche di mettere mano alle classificazioni, cercate di aggiustare gli algoritmi, perché c'è stata una fase di crescita e adesso la fase di decrescita delle curve, forse ha bisogno di un adeguamento dell'algoritmo, perché è una fase ancora più delicata di quella di crescita. Quindi la mia posizione è che davanti a questa situazione, ma ve l'ho detto l'altro giorno, ancora lunedì, ve l'ho detto, cioè vanno adottate delle restrizioni. E noi abbiamo atteso semplicemente perché se è nazionale abbiamo più tranquillità sui ristori. E siccome il nostro, come si può dire, l'appuntamento con la storia è il fine settimana, perché vi ripeto, se oggi fosse zona gialla qui fuori, vedreste quei lavoratori che sono lì fuori che stanno lavorando, vedreste comunque la città con questo traffico, perché è di lavoratori, non penso che ci sia gente che va in giro per le strade così per guardare i palazzi. Cioè, questa è la zona gialla, eh? Cioè, non vorrei che qualcuno pensasse che fosse qualcosa di diverso. No, c'è la zona arancione, scusatemi, perché a volte vedo delle narrazioni sulla scelta della zona arancione che sembra che sia l'invertire il paradigma della libertà nei territori. Non è proprio così. Serve, è utile, ma vorrei ricordare che lo scenario è questo. Avete altre domande o passo la parola a Rosi? No, abbiamo Pederiva, Prigioni, Bonnet ed Emiliano, purtroppo, ancora è lunga. Ahimè, mi dispiace di essere la prima di questa serie dei purtroppo. No, è perché abbiamo le riunioni su, tutto qua. Sai. No, siamo qui per voi, Era una quindi battuta, fate tutte le domande che volete. Stemperiamo perché il tema che le devo proporre invece non è affatto divertente. Presidente, buongiorno. E anche l'assessore Lanzarina, il tema della sofferenza del personale sanitario, nel senso che registriamo quotidianamente disagio umano e professionale. Badate che non mi sto riferendo a polemiche sindacali, ma veramente a contatti anche molto personali con operatori che incontriamo tutti i giorni, dovendo purtroppo anche frequentare quel tipo di strutture. Che tipo di margini ci sono di intervento a sostegno degli addetti, anche in vista del gennaio molto bollente che lei prima ha preannunciato, Presidente? Lo chiedo in riferimento al fatto che i 15.000 vaccinatori previsti dal bando del commissario straordinario Domenico Arcuri, i 3.000 medici e i 12.000 del comparto, a quanto pare non arriveranno per la prima chiamata vaccinale, e già su questo sarà un grosso punto di domanda. Che margini ci sono quindi anche di ingaggio, anche temporaneo, di personale che possa andare a supportare quello che già sta lavorando con ritmi massacranti? No, grazie per la domanda. Allora, venerdì abbiamo già programmato, verrà qui la dottoressa Simionato, perché è giusto anche sfatare un'altra narrazione, no? Perché mi metto nei panni del signor Rossi che a casa guarda e dice, ma assumete un po' di persone, no? Un po' di medici, qua, li mettiamo di là, un po' di infermieri perché c'è tanta pressione. Intanto il personale sanitario ha tutta la mia comprensione e solidarietà, perché comunque da un'attività ordinaria gestibile siamo passati a un'attività straordinaria dove c'è pressione, con pressione fisica e anche psicologica. Quindi, però ho chiesto proprio stamattina in riunione, guarda, neanche a farlo apposta, alla dottoressa di venire, con il resoconto di tutti i bandi di ricerca di personale, di tutto quello che abbiamo fatto, anche perché guardate, quando noi facciamo le riunioni con i colleghi governatori, il leitmotiv è questo: non c'è mercato. Cioè, se qualcuno ha motivo di dire non è vero, lo dica e verrà assunto, perché noi continuiamo a fare bandi, arrivano poi la dottoressa vi spiegherà, vi darà i dati, e il problema della ricerca è un grosso problema. Confermate che per il reclutamento dei vaccinatori non se ne parla prima di quando? Cos'è che vi dice Arcuri, il reclutamento dei assessore? vaccinatori, per noi sono numeri che ci hanno annunciato, ma non buoni. No, Arcuri ha detto che nella prima fase proprio non se ne parla, potrebbero arrivare, se ci sono, eccetera, a febbraio inoltrato. Comunque noi nel nostro piano che abbiamo, ne parlavo la dottoressa Russo, lei dice che in un paio di settimane dovrebbe resti gli altri il condizionale. Abbiamo anche i freezer già comprati, le siringhe. Guardate, sembrava facile. Sì, un paio di settimane dovremmo riuscire a vaccinare i 194.000. Sì. Considerate che vi dico il condizionale perché poi dovremo capire anche quali saranno le difficoltà. Noi abbiamo già i 6 freezer acquistati.
e quindi garantiamo la catena del freddo col ghiaccio secco e tutta la procedura. Insomma, hanno fatto già più incontri, più riunioni, quindi noi siamo pronti se arrivassero. Prego? No, ma questo è materiale in più comprato? Sì, sì, assolutamente. E quindi capite che se arrivasse anche prima noi siamo attrezzati per riuscire a partire prima. Considerate che noi, a differenza di tante regioni, abbiamo l'anagrafe vaccinale, e questo è un vantaggio non da poco. Cioè arriva il cittadino a vaccinarsi, si digita, è già caricato nella nostra anagrafe vaccinale e quindi avrà ovviamente una sessione nuova che è quella del Covid. Quindi voi troverete nelle vostre vaccinazioni anche il Covid poi, no? Voi chi lo farà? Perché è volontario, ricordiamolo. E abbiamo Prigioni, poi Bonet e poi Emiliano. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Al netto di tutte le valutazioni, tutti i numeri, si può dire che il Covid in questa, chiamiamola seconda ondata, ottobre-novembre, sta colpendo più pesantemente rispetto a marzo, che se senza tutto quello che avete fatto probabilmente avremo uno scenario drammatico ancora, perché guarda, è un po' questo l'elemento, no? Di rimente. Io buongiorno innanzitutto, ringrazio per questa lettura, perché purtroppo è la lettura di pochi in queste ore, no? Perché allora passa il concetto che il Covid è qualcosa che comunque tu puoi governare senza se e senza mai. Non è così. Guardate, io l'avrò detto, penso in tutte le mie interviste di marzo, di aprile, quando mi chiedevano la Lombardia dicevo sempre: guardate che la Lombardia ha avuto una sventolata di virus da paura. La Lombardia dopo 2 giorni dal primo caso si è ritrovata agli ospedali già al collasso, ce ne ha avuti tanti di pazienti. E ovvio, diciamo che le misure messe in campo, non a caso facciamo 60.000 tamponi, prima ne facevamo 2.000, quindi a fase di test e di isolamento, il rafforzamento delle microbiologie, il tema delle terapie intensive con il piano e altro, ci permettono oggi di avere 570 malati in terapia intensiva che un anno fa sarebbe stato impensabile avere. Questo è quello, quindi è una sanità che ancora risponde oggettivamente. È un virus che morde, ma se noi avessimo avuto questo carico a marzo, non avremmo tenuto come adesso. A marzo eravamo veramente gracili e deboli quando siamo partiti, il 21 febbraio. Se noi ci fossimo, se dopo un mese avessimo avuto 570 persone in terapia intensiva, è vero che ne avevamo 3,56 nel picco di marzo, più gli ordinari, però sui ricoveri saremmo andati in tilt, perché noi avremmo avuto a marzo 3.000 ricoveri, sarebbero stati 3.300, non era una roba da scherzare. Grazie. E Bonet, e chiudiamo con Emiliano. Bonet passa, Emiliano, così liberiamo il Presidente e passiamo a Rosi e... Presidente, buongiorno a tutti voi. Ha già anticipato in varie dichiarazioni la questione appunto dell'annuncio dell'EMA. Le chiedo, quindi mi rimane soltanto da chiedere, oltre all'organizzazione, se l'Italia ha la speranza di essere inserita quindi prima di gennaio nell'arrivo dei vaccini, e le chiedo direttamente, visto il suo ruolo, se il Veneto quindi è effettivamente organizzato su tutti i piani. Guarda, le informazioni, quello che è dato a sapere, come si dice in questi casi, è che EMA dovrebbe dare il suo parere il 21 di dicembre. A quel punto parte tutto un domino che si traduce nello scaricare i vaccini in Veneto e cominciare a vaccinare. E noi siamo assolutamente pronti per farlo. Abbiamo fatto un sacco di riunioni, la dottoressa Russo ha coordinato, essendo lei la responsabile delle vaccinazioni in Veneto, ha coordinato assieme all'assessore un po' tutta questa fase, dopodiché si parte. Abbiamo fatto un incontro con l'RSA. Ecco, vedete il vantaggio, ad esempio, no? Avendo noi come regioni l'RSA, se sono un problema, purtroppo, con il Covid, perché sono degli assembramenti di anziani e quindi più esposti a rischio, dall'altro abbiamo il vantaggio che entriamo in una RSA e riusciamo a fare una campagna vaccinale molto più veloce su almeno 30.000 persone, perché sono già in contesti nei quali noi riusciamo ad andare a vaccinare. Immaginate se non le avessimo, dovremmo andare per le famiglie. Abbiamo chiesto, l'ho chiesto io personalmente ad Arcuri, siccome c'è un grosso punto di domanda, diciamolo fino in fondo, su quanti si vaccineranno,
Allora, noi abbiamo fatto le nostre categorie, RSA, dipendenti, lavoratori, cooperative, esterni, e anche per gli ospedali stessa roba, i dipendenti, i lavoratori, ma anche quelli, il lavoratore della cooperativa che lavora al CUP piuttosto che le pulizie, la possibilità di vaccinarli, fa 194.000 mi sembra, no? 200.000 fate, no? No, 194 il dato. Se poi di questi il 10%, il 20%, il 30% non vorrà vaccinarsi, considerate che il bugiardino ci viene inviato oggi, ma in inglese, quindi lo diffonderemo in inglese, vedremo di tradurlo. Se qualcuno non si vaccina, io ho chiesto che ci venga data la facoltà, in maniera visibile, di provvedere alle vaccinazioni degli over 70, gli over 80, andremo per categorie, che non sono nell'RSA, perché non è neanche giusto che l'over ottantenne che è ancora a casa e non è in una casa di riposo non abbia diritto ad essere vaccinato. Cioè non dimentichiamoci che in casa di riposo non ci sono tutti gli anziani del Veneto, Sono 30.000, gli altri sono a casa, vivono da soli, hanno ancora vita autonoma, altri sono con i figli. Insomma, questi hanno diritto ad essere vaccinati. Quindi io spero, e l'ho chiesto, mi hanno garantito che lo faranno, che il risparmio di dosi non utilizzate venga dedicato, da noi in Veneto verrà dedicato, partiremo dagli ultri 80 e verremo in giù, anche perché l'età media nei decessi oggi è tra gli ultra ottantenni, cioè 75-80 anni, insomma. Le posso chiedere una cosa di pancia, proprio Prego. personale? Io non riesco a capire da cittadino e da giornalista il perché di questo tira e molla, insomma, decisionale. Quindi torno alle famose restrizioni o meno, le scelte del governo e delle regioni. È dettato per una tutela effettiva del commercio, quindi di tutto questo mondo, o c'è anche di fondo paura di una reazione di piazza come abbiamo visto tempo fa, è accaduto in Campania? Guarda. Le chiedo direttamente questa cosa. Allora, io capisco fino in fondo chi protesta, le preoccupazioni, ma figuriamoci. Però quando io lunedì vengo qui e vi dico, sono venuto qua e vi ho detto guardate, bisogna provvedere a delle restrizioni. Dopodiché lunedì in giornata esce questo dibattito nazionale che stanno pensando alle restrizioni nazionali. Sono venuto martedì e vi ho detto guardate, a me sembra logico che davanti alla possibilità di avere una restrizione nazionale con i ristori sia migliore di una restrizione regionale con un punto di domanda sui ristori. Vi ricordo, lo diciamo a quelli che dicono che noi non abbiamo coraggio di adottare nulla, che noi abbiamo adottato restrizioni con l'area gialla che non erano obbligatorie, ce le siamo inventate noi, abbiamo chiuso tutti i negozi la domenica, tanto per citarne una. Il numero di clienti per metro quadrato, un cliente ogni 20 metri quadri, la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita che il DPCM ci lasciava aperte. Allora, noi abbiamo, e sapete che dibattito è venuto fuori sui ristori? Ecco, avete visto? Lunare a volte. Allora, alla luce di questo, e siccome il nostro appuntamento inizia dal fine settimana, perché poi quello che si vede oggi è sostanzialmente una situazione non di assembramento, abbiamo detto attendiamo, tanto è vero che oggi ho detto guardate che io non arrivo a sabato senza soluzioni, quindi se il governo adotterà una soluzione prima di sabato noi ci siamo assolutamente a sostenerla, se non la adotterà, ma l'ho detto in riunione, il Veneto provvederà autonomamente, cosa volete che vi dica? Cioè non è un tiramolla, ti ringrazio per la domanda, è semplicemente un fatto di tutela estrema, ma che poi qualcuno dica che il provvedimento arriva da Roma, no, perché comunque il provvedimento comunque noi lo adotteremo, sia chiaro questo. Ma l'ho detto già da lunedì, ragazzi, non fatemi dire tutti i giorni le stesse robe. Dopo anche l'obbligo di portare a casa il massimo possibile per le imprese, ragazzi, perché qua fanno tutti gli eroi, come ho detto l'altro giorno, ma col portafoglio degli altri. Fra l'altro non è che è un periodo degli acquisti, delle spese, quindi mi metto anche nei panni di chi magari ha investito per avere un magazzino pronto e si ritrova tutto chiuso. No, cioè, è una situazione tragica. C'è un ultimo Tosato, mi pare, e una Marchiori. Non voglio tediarla oltre. No, sono qua, sono a vostra disposizione. Ma, la prospettiva è arancione? No, la prospettiva è nulla, nel senso, guardate, siccome il governo sta decidendo assieme a noi, abbiate la pazienza di vedere quale sarà la decisione unanime. È inutile che io butti lì colori o ragionamenti che rischiano anche
di disturbare, di creare confusione. Non è corretto nei confronti dei cittadini. Però ecco, dateci una mano a far capire che questi non sono atti, come si può dire, di persecuzione, perché vedo che più di qualcuno la prende come... Perché il giorno che dici che chiudi, hai tutti quelli che dicono che è sbagliato. Il giorno che non dici che non chiudi, hai tutti quelli che scrivono che dicono che bisogna chiudere. Tanto è vero che anche stamattina in riunione ho detto il mondo è spaccato a metà ormai. Il problema è che di mezzo abbiamo gli ospedali che vanno al collasso se si continua così. E quindi per me viene prima la sanità, perché non voglio ritrovarmi davanti a un paziente che mi dice che non è stato curato. Marchiori? Ecco, Presidente, mi scusi, è una domanda che guarda un po' più in là, però se l'incidenza dei veneti che dovrebbero vaccinarsi fosse molto bassa, che cosa si farà? Sai, rientra in una prerogativa personale la decisione della vaccinazione. Infatti. Considerate che poi c'è un tema, faremo dei bollettini nei quali ci sarà scritto ricoverati per Covid, vaccinati e non vaccinati, perché voi sarà la prima roba che mi chiederete, no? Ma si può sapere se erano vaccinati o no? È inevitabile. Non ve lo so dire, guardate, adesso al di là di questi esempi che lasciano il tempo che trovano, io spero che la copertura vaccinale sia tale per cui si raggiunga l'immunità di gregge, perché se altrimenti è un problema. Vuol dire che il virus continuerà a circolare e a far danni. Va bene, grazie. Prego. Sempre su questo, Presidente, state pensando a delle campagne informative Sì. anche a livello regionale? Per esempio vedo che tanti dicono Zaia e la squadra degli assessori dovrebbero vaccinarsi tutti in diretta. Ci sarà qualcosa di questo tipo? Ma guarda, allora, al di là di queste robe qua, vaccini, sì, vaccini vedo un grande sprint, no? Allora, prima la casta non deve mai vaccinarsi per prima perché mancano i vaccini, dopodiché, guarda, io non c'ho... Cosa? Sì, no. Il vero tema è che noi abbiamo delle categorie alle quali dobbiamo assolutamente garantire il vaccino. Cioè, pensate ai nostri anziani, a tutta questa gente. Cioè, guardate che non è una questione da poco, perché è una questione di vita o di morte, perché se è vero che il vaccino funziona, agli anziani gli garantiamo la copertura anticorpale. Capisco che questi qua sono temi un po' delicati, però insomma, siamo in un paese nel quale davanti a questa tragedia si discute ancora dei vaccini. Io vi lascerei al dottor Rosi. Avete altro, ragazzi? Io non ho altre Grazie. prenotazioni. Ok. Vi ringrazio molto, abbiate ancora un attimo di pazienza e vi lascio al dottor Rosi che vi darà anche una brochure in modo tale che abbiate i dati. Fatene l'uso che volete, però noi abbiamo l'obbligo di dire come stanno le robe. Non posso accettare che si leggano discorsi secondo i quali abbiamo numeri farlocchi, secondo i quali noi siamo stati in zona gialla perché abbiamo taroccato numeri o altre robe, perché guardate non è proprio così. E comunque i dati sono ufficiali. Ho detto al dottor Rosi, che è stato sempre efficientissimo, che vi darà anche uno spaccato di cosa significa una scheda di terapie intensive, cioè sappiamo il posto del letto dove c'è o dove ci sarà la terapia intensiva. Prego. Grazie. Buongiorno. Se riesci a piazzare il PC in mezzo a quella selva, temo di no, ma insomma. No, ma ti basta? Ok. Basta. Prego, dottor Rossi. Perché sto facendo un danno. No, mi serve solo per non dirvi i numeri a caso, perché tutti a memoria non riesco a ricordarli. Allora, partiamo da quest'ultimo aspetto. Dove sono e quanti sono i letti di terapia intensiva? Di tutto questo c'è traccia negli atti formali e nelle delibere della Giunta regionale. Partiamo già da maggio, dal 5 maggio, DGR 552, che ha creato il primo piano di emergenza ospedaliero per la risposta al Covid, dove si parte dalla dotazione ordinaria dei 500 erotti posti letto di terapia intensiva che abbiamo stabili e ci si va ad aggiungere i posti letto ad attivazione CREU 191. Posti letto ad attivazione CREU sono dei posti letto sempre pronti, allestiti in dei locali che sono tenuti chiusi. Quindi vuol dire che c'è un letto col suo ventilatore, i suoi monitor, le pompe siringa. Vi ricordo che un letto di terapia intensiva non è solo il ventilatore, perché ci vogliono anche le pompe da infusione, ci vuole il monitoraggio, la centralina di monitoraggio, quindi tutto quello che ci va dietro. Tutti questi letti sono belli pronti, basta aprire la chiave e mettere il personale dentro. Oltre a questi ne sono stati
identificati altri 90 che si chiamano riconvertibili. Cosa vuol dire? Che i letti in questo caso stanno in un magazzino con tutto il materiale relativo, monitor, eccetera, e vengono installati in genere in un tempo che va dalle 24 alle 36 ore in dei locali che vengono liberati da attività che sono sospese. Con la DGR 552 arrivavamo a 840 letti terapia intensiva. Nella prima fase siamo arrivati ad averne attivi quasi 700, 697. Per attivo intendo che il letto è installato e c'è il personale assegnato, pronto per ricevere il paziente. No, questo detto a marzo siamo arrivati a questo numero, nel picco dell'epidemia. Ma la DGR di maggio andava oltre questo numero e si poneva già 840. Poi il lato successivo è stata la DGR 782 di giugno di quest'anno, che parte dal decreto 34, che è quello che identifica tutta una serie di obiettivi per le regioni, tra cui l'innalzare i posti letto di terapia intensiva a 0,14 posti letto per 1000 abitanti. Questo è un intervento strutturale che richiedeva la creazione ex novo di posti letto. In questo caso la delibera, che poi è stata trasmessa al Ministero per gli atti successivi, perché questi letti vanno realizzati da Arcuri, come si dice, quindi erano letti che vanno finanziati e realizzati dal governo, erano 211 letti in più. Sì, chiaramente in questo pacchetto dove c'era tutto c'era anche l'ampliamento di organico, perché 211 letti stabili vuol dire aumentare stabilmente gli organici di 150 intensivisti e di oltre 600 infermieri per poterli gestire in pianta stabile. Quindi noi abbiamo calcolato 211 posti sulla popolazione. Tenete presente che siccome questi letti erano parte del programma da realizzarsi da Arcuri, noi non li abbiamo identificati dove ci vogliamo mettere i letti riconvertibili, perché altrimenti il rischio era che noi avevamo i pazienti dentro e poi Arcuri non poteva fare i lavori. Quindi in questo caso sono stati individuati degli altri spazi dove si possono cominciare i lavori in qualsiasi momento senza minimamente ridurre il numero di posti letto effettivamente disponibili. Ad agosto, il 6 agosto, considerato che il piano Arcuri non avrebbe potuto trovare realizzazione in tempo per una possibile seconda ondata, è stata fatta un'altra delibera che è la 1103, che è il piano emergenziale per l'autunno, dove andiamo in questo caso a riprendere i 191 letti CREU, i 90 riconvertibili e ci aggiungiamo altri 160 letti che derivano, come peraltro richiesto al Ministero, dalla riconversione dei letti subintensivi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che di 320 letti subintensivi li abbiamo attrezzati in modo diverso. Normalmente un letto subintensivo ha un ventilatore da terapia subintensiva, vuol dire che fa quella che si chiama la ventilazione non invasiva. Ma noi a ogni 2 letti abbiamo messo un ventilatore da terapia intensiva, che vuol dire che fa sia la ventilazione non invasiva, ma ventila anche i pazienti intubati. Di conseguenza questi letti sono attrezzati per poter ospitare anche pazienti che richiedono terapia intensiva. Con questi 160 letti arriviamo ai famosi 1000. Con la DGR 1103 rispetto alla 552 noi andiamo a dire anche dove li mettiamo, cioè individuiamo ospedale per ospedale dove vanno messi questi letti. Però per dettagliare ancora l'operazione, a settembre nella delibera, che è la 1406, che fissa gli obiettivi per i direttori generali, sono stati indicati 2 obiettivi particolari. Il 2.1 che era raggiungere la disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per attivare tutti i letti intensivi e subintensivi, cioè vuol dire 2000 ventilatori di terapia intensiva, 350 ventilatori di subintensiva, 1500 monitor, tutta questa cosa qui, ciascuna ULSS doveva dichiarare ce l'ho oppure me la procuro entro questi termini. La seconda cosa, questo vi ho fatto anche un po' uno screenshot per darvi un esempio, era l'obiettivo 2.2 che era
come mi attivi questi letti. In pratica abbiamo chiesto ad ogni US di dire dove li mettevano, questo dal letto 1 al letto 1000, dove li mettevano, come facevano a recuperare il personale per attivare i letti aggiuntivi, perché questo è il vero problema, che per arrivare ai 1000 letti bisogna prendere personale che fa altre cose e va messo. E quindi qui letto per letto abbiamo la planimetria con il punto esatto e la numerazione sulla planimetria, che lo vedete, e abbiamo anche un dettaglio, una specie di foglio Excel dove è scritto se quel letto è attivabile, in che tempi e con che operazione è necessaria in termini di riduzione di altri servizi per andare ad aprirlo. Questo è quello che riguarda i famosi 1000 letti. Quindi se mi chiedete se oggi sono tutti attivi, la risposta è no, perché attivare 1000 letti vuol dire bloccare qualsiasi altro tipo di attività, escluso le gravi emergenze. Sono letti attivabili. Oggi siamo arrivati ad avere circa 640 letti attivi, tutte le mattine facciamo il punto della situazione, in alcune ULSS dove l'occupazione era maggiore hanno già attivato il 100% dei riconvertibili, altri stanno ancora attivando i letti CREU. Su questo, proprio perché vogliamo contemporaneamente cercare di ridurre al minimo l'impatto sulle cure ordinarie, non abbiamo detto chiudete tutto e aprite tutto come abbiamo fatto a marzo perché non sapevamo cosa sarebbe successo, ma stiamo dicendo ok, continua pure a fare qualcosa, ma guarda continuamente come funzionano i cursori di occupazione, se vedi che si stanno esaurendo i posti liberi, entro 24 ore apri altri letti. Questo è il messaggio dato ai direttori generali. Quindi stiamo lavorando su un modello che cresce continuamente man mano che dovesse crescere la richiesta. Detto questo, passiamo alla richiesta. Vi avete l'andamento delle curve dei ricoverati, vedete che ci sono alcune province stabili, altre che hanno un po' di aumento. Il fascicoletto che ti hanno dato. Su quello ce l'hai? Sì, quella, lì vedete che sono le varie province, come si stanno muovendo. Vedete anche che l'andamento è un po' altalenante. È un po' altalenante perché sostanzialmente noi abbiamo un numero importante di ingressi. La prima, di là. Ah no, adesso siamo già sulla... okay. Sì, allora, passiamo pure alla... forse La prima è l'andamento, ok? Vedete che l'andamento... Così, è rovescia, sì. Che l'andamento non è una crescita stabile, ma sono delle curve che salgono e scendono. Chiaramente con un trend che dopo vedremo che non è un trend di sicurezza. Nella diapositiva dopo vedete le barre dei pazienti che entrano e vedete la linea verde di quelli che escono. Allora lì avete l'idea chiara che oggi i posti letto restano sostanzialmente stabili, quelli occupati, o crescono di poche unità, non perché non ci siano ingressi, ma come dicevamo l'altra volta, perché le uscite compensano le entrate. Quindi abbiamo pazienti che escono, purtroppo molti escono deceduti e altri escono in reparto, e anche qui c'è un purtroppo perché molti escono con danni polmonari gravi cronici che sicuramente richiederanno ulteriori ricoveri in futuro. E se andate alla tabella successiva vedete gli ingressi dell'ultima settimana, da un minimo di 21 al giorno 12 a un massimo di 34 persone. Non capite che ricoverare ogni giorno dai 20 ai 30 persone è uno sforzo importante. Dottore, posso chiederle solo un chiarimento sulla lettura del primo grafico che ci ha mostrato? Sì. Nell'asse delle ordinate i numeri vanno letti come percentuali? No, i numeri letti come numeri assoluti di posti occupati. Verona oggi ha 96 pazienti in terapia intensiva Covid. Troppo, se no che si sfiorasse il 100%. Ok, e idem la seconda tabella, quella con gli istogrammi? La seconda va sempre vista come numeri assoluti. Grazie. Sì, sono sempre numeri assoluti. Lo stesso è la tabella quella è la tabella con i numeri degli entrati che vedete in rosso contro gli usciti. Gli usciti sono la somma di dimessi più deceduti, esatto, ovviamente. Però invece la differenza tra entrati e usciti è la differenza, quel giorno lì, il giorno 7 abbiamo avuto più 2 in terapia intensiva, il giorno 8 più 12. Ok, e la differenza è sempre... Esatto, il giorno 10 abbiamo avuto meno un letto occupato, quindi noi oggi normalmente guardiamo all'occupazione dei letti, vi diciamo 350 occupati, ma quei 350 sono la somma dei 23 che ieri sono entrati
e dei 18 che sono usciti. Questo è, e in questo momento siamo in una fase di equilibrio. Abbiamo oggi 587 letti occupati, come dice. Tra l'altro, quando io dico oggi vi dico la fotografia istantanea che ho fatto mezz'ora fa, magari adesso sono 585 o 590, perché ecco, questo è un aspetto che vorrei ricordarvi. Siamo una delle poche regioni che da marzo tutti i giorni monitora in tempo reale l'andamento di posti letto di terapia intensiva. Quindi noi dal 7 di marzo sappiamo giorno per giorno, e anzi direi minuto per minuto, l'occupazione dei posti letto di tutte le terapie intensive della regione. Su questo abbiamo un monitoraggio continuo. 587, sì. Covid e non Covid, di cui 353 Covid positivi e 25 che si sono negativizzati, che fa tornare i conti con quelli che ha mostrato il Presidente, così è chiaro che non stiamo sbagliando numeri. E 209 pazienti ordinari. Questi 209 sono quelli affetti da altre patologie che ovviamente continuiamo a curare. Tenete presente che a marzo eravamo arrivati a 160, quindi vuol dire che avevamo proprio ridotto tutto. Cosa sta cambiando relativamente agli accessi in terapia intensiva? Allora, la percentuale sui positivi, sulle persone scolasticamente positive, sta un po' diminuendo, quindi se la settimana scorsa vi ho detto che 1 su 200 andava in terapia intensiva, oggi la fotografia è di 1 su 250, che ci sta con il fatto che probabilmente peschiamo più positivi e quindi la percentuale di quelli che entrano in terapia intensiva è un pochino minore, peschiamo più positivi asintomatici. La novità rispetto a marzo è che abbiamo pazienti più gravi in terapia intensiva, perché a marzo la percentuale di subintensiva era molto bassa. Oggi invece chi arriva in terapia intensiva ha un quadro mediamente più grave, e questo spiega anche una mortalità più alta. Sulla mortalità il 10% ha meno di 70 anni, gli altri ne hanno di più. Però torniamo al solito discorso che le percentuali basse di numeri alti fanno numeri alti, e allora il 10% può sembrare poco, ma il 10% di 5.000 fa 500 morti. Quindi 500 persone con meno di 70 anni sono morte per coronavirus e moltissimi non avevano comorbidità note, quindi erano persone in perfetta salute. Altro cambiamento rispetto a marzo, il periodo. Mentre a marzo abbiamo avuto un picco improvviso, qui, scusate, scusi? Ah no. No, avevo capito. Mentre a marzo abbiamo avuto un picco che ha portato rapidamente all'aumento dei ricoveri, qui abbiamo avuto un'ascesa molto più lenta. La differenza è che mentre fino al 31 agosto avevamo ricoverato 848 pazienti in tutto in terapia intensiva, dal 31 agosto a oggi ne abbiamo ricoverati 1436. Qui nella seconda fase abbiamo ricoverato molti più pazienti in terapia intensiva per un periodo molto più lungo. E qui di nuovo voglio sottolineare l'enorme carico di lavoro che questo determina sui medici e sugli infermieri e sugli operatori di terapia intensiva. Perché questi pazienti hanno bisogno di assistenza continuativa, vanno assistiti con particolari precauzioni per proteggere il personale, quindi il personale nostro sta facendo un lavoro veramente mostruoso e per un periodo di tempo molto prolungato. Questo è un altro degli aspetti che ci preoccupa, perché al di là della disponibilità dei letti che non si consumano, il personale ovviamente invece soffre di questa cosa e uno dei motivi per cui temiamo della sostenibilità qualora dovesse continuare una crescita esponenziale è anche il fatto della tenuta del personale su questo fronte, perché non si può chiedere oltre un certo livello al personale. Credo che vi sia nell'ultima pagina della vostra documentazione la curva normalizzata, che è quella che ci dice, se non c'è poi ve la mostrare, qua si c'è da qualche parte, e lì vedete che la curva sembra appiattirsi
sembra portarci verso un cambio di pendenza, ma di fatto invece poi ci sono giorni in cui diminuisce, ma giorni in cui torna a crescere. E quindi di fatto in questo momento è una curva quasi piatta, ma che non accenna a diminuire. Anche oggi abbiamo più 4 letti occupati e quindi di nuovo non siamo fuori dalla situazione critica. Credo di aver detto tutto. Grazie dottor Rosi, come sempre chiarissimo ed esaustivo. Bonet, Moscati, Tosatto, per ora ok. Un po' di chiarimenti sui numeri, dottor Rosi, se possibile. Allora, cerco di ricapitolare perché mi sono un po'... Noi siamo partiti quindi da una dotazione di 500 posti letto terapia intensiva, Sì. 500 spaccati, giusto? No, 500 erotti. 500 erotti. Poi ci sono i 191 del CREU, pronti ma chiusi a chiave. Poi ce ne sono 90 di convertibili che quindi non sono pronti, sono immagazzinati. Sì, erano, perché alcuni sono stati già aperti. E a questi si sono aggiunti altri 167 posti letto di subintensiva riconvertita. Ho Esatto. capito bene? Ok, questa è la dotazione del Veneto. I 211 di Arcuri mi pare che non sono mai esistiti in realtà. No, perché Arcuri ha dato il via a iniziare i lavori, tra l'altro incaricando i direttori generali di essere soggetti attuatori. Qui c'era tutta una partita che era quella soggetti attuatori, commissariamenti, eccetera. Sono incaricati, se la regione soggetto attuatore non è un commissario insomma per tutti, ogni singolo direttore generale, pescando, quindi noi facciamo i lavori, i direttori generali organizzano i lavori, pescando però dagli elenchi del materiale, dalle ditte che sono state individuate dal commissario Arcuri, elenchi e materiali che sono arrivate, se non erro, a fine ottobre, perché hanno chiuso le procedure nazionali. Non esistono, questo no. mi interessa. Ok, No, praticamente... per nessuna regione, perché comunque quelle prevedevano... Ok. Ecco, No, quelli Adesso i direttori generali stanno incaricando di però fare i per lavori. capirci quelli diventano strutturali. Cioè, Ok. facciamo un esempio che mi Dopodiché- sembra che possiamo fare a Feltre, mi sembra, no? Che era quello della sala del vecchio blocco Sì. O a Milano, dove verrà costruita una terapia intensiva completamente nuova, oppure a sopra il pronto Feltre, soccorso. dove c'è stato fatto il nuovo blocco operatorio, quindi verrà recuperato il vecchio blocco operatorio, diventerà strutturale come terapie intensive nuove, ok? Per capirci. Dopodiché, di questa dotazione esistente... Quindi questi non li contiamo proprio. Esatto, e questo è il punto a cui volevo arrivare. Della dotazione esistente, somma dei gruppi che ho detto prima, ne sono attivati attualmente 6,40 Sì, pronti e occupati 5,87. sì. Quindi questa è la... Ok. Adesso invece una domanda sul personale. Questi 640 posti letto attivi hanno personale sufficiente a farli funzionare? In Tutti i questo letti attivi hanno personale, noi li indichiamo come attivi nel momento in cui c'è il personale, fra virgolette, seduto in fianco al letto che aspetta momento? il Ok. paziente. Nei casi... Ok. Quindi Nei vuol casi dire in un cui- infermiere ogni 2 posti letto e un anestesista ogni 8-10 a seconda del... Scenario apocalittico, da 6,40 bisogna salire ai 1000. Questi 360 di differenziale avrebbero il personale attualmente per farli funzionare? Allora, come vi ho detto, nei piani di lavoro presentati dalle aziende è individuato il personale che va ad attivare questi Nel letti. caso di bisogno sì. Sì, ci sarebbe. chiaro che su questo dovremo un po' derogare sullo standard, nel senso che l'infermiere che deve seguire un paziente in un letto di subintensiva riconvertito sarà un infermiere di subintensiva. Cioè, adesso è chiaro che il letto c'è, però questo è un obiettivo che raggiungiamo in condizioni di gravissima emergenza, quando dobbiamo utilizzare tutte le risorse disponibili, ma peraltro come è avvenuto in tutte le regioni durante le fasi ipercritiche, insomma. Cioè noi Dico una comunque... sciocchezza se dico che poi in realtà sposti dall'attività ordinaria lì, sposti lo stesso No, noi personale. blocchiamo di conseguenza attività ordinaria, nello specifico chirurgica. Vogliamo fare l'esempio, l'azienda ospedaliera di Verona, l'avete scritto sui vostri giornali, siccome è una situazione sicuramente un po' più di emergenza, ha contratto ancora di più l'attività chirurgica rispetto alle 30 sale chirurgiche, mi sembra che ci sono, proprio per andare incontro alle esigenze di avere personale da dedicare. Quindi questo sarebbe quello che succede. Marco? Borgo Roma, scusa, Borgo Roma ha...
Ok. Sì, chiaro che il messaggio non deve essere che è una passeggiata arrivare a 1000. No, 1000 è una catastrofe per la certo, sanità. è che siccome tutte le Riusciamo polemiche... a gestire, ma con gli ospedali completamente bloccati che non fanno altro. Certo, cioè, no, è che siccome tutta la polemica a cui si riferiva il Presidente sul tema delle terapie intensive, diciamo così, dopate, deriva dal fatto da un lato di posti letto sì che ci sono, ma in realtà non ci sono perché non sono operativi, e sul sì ci sono, però mancherebbe comunque il personale per farle funzionare, quindi comunque è come se non ci fossero, No, mi pare che l'abbiamo ci chiarito. sono, il personale è individuato, si sa dove andarlo a prendere per attivarli. Ok. Ma ripeto, non è che l'abbiamo scritto sulla carta, ogni direttore generale ha fatto questa operazione nella realtà. Ecco, dicendo che non sono opinioni ma fatti, darei la parola alla collega Moscati. Sì, buongiorno dottor Rosi. E le chiedevo questo, la prima volta che forse viene detto chiaro e tondo che il tempo di degenza è più prolungato rispetto alla prima fase. Perché all'inizio della seconda fase, cioè parliamo di ottobre, quando si parlava col Presidente, se non erro c'era stato detto che tutto sommato questa seconda fase vedeva delle degenze meno prolungate e c'era anche questa cure, parliamo di plasma o di altre cose, che determinavano questa minor diciamo degenza, questa possibilità. Adesso scusami. ci viene... No, mi sono espresso male io probabilmente. Io non ho parlato di degenza, adesso ve ne parlo, però non parlavo della degenza, parlavo del fatto che l'iperafflusso in terapia intensiva dura più a lungo. Cioè abbiamo un periodo di sovraffollamento delle terapie intensive per Covid che se a marzo è durato 1 mese e mezzo sta durando 3 mesi. E in questi 3 mesi abbiamo trattato 1.800 pazienti contro gli 800 di prima, quindi non ho detto che è cambiata la durata del genere. Poi sì, c'è stato un break nel quale noi avevamo 1-2 pazienti Covid. Quando poi è ripresa l'epidemia abbiamo avuto l'afflusso. L'occupazione di posti letto Covid è cresciuta in maniera lenta, graduale, più a lungo nel tempo rispetto alla prima che invece è cresciuta di colpo. E non è perché i pazienti stanno ricoverati 3 mesi, è che sono più pazienti, ognuno ricoverato per un certo periodo. Per cui il turnover è veloce lo stesso? Veloce? No, allora, quello di pazienti Covid non è un turnover veloce, non lo è stato nella prima fase, non lo è nella seconda fase. Sono pazienti che restano in terapia intensiva a lungo. Se la degenza media di una terapia intensiva normale è intorno ai 7 giorni, per un paziente Covid siamo tra i 14 e i 20 giorni. Quindi dalle 2 alle 3 settimane. Abbiamo avuto all'inizio della seconda fase dell'epidemia delle degenze brevi perché in terapia intensiva entravano pazienti meno gravi, non avevamo ancora le subintensive a regime, quindi entravano in terapia intensiva pazienti più lievi che oggi non vediamo più. Adesso che la gravità è sovrapponibile a quella precedente, le degenze sono quelle, vanno dai 14 ai 30 giorni, poi c'è la variabilità individuale, ovviamente l'età incide, però difficile che uno esca prima di 15 giorni, più facile che esca dopo 20. Ho capito. E per quanto, anche se non è questo l'argomento di oggi, le cure hanno inciso parecchio le nuove modalità di cura rispetto alla prima fase o no? Hanno inciso in parte su alcuni approcci, però non è stato individuato un rimedio, un toccasana per questa cosa. Diciamo che le cure sono un pochino più affinate, consentono di controllare meglio alcune complicanze che sono diventate note durante la prima fase, ma non c'è una terapia che guarisca il Covid. Grazie. Tosato. Sì, dottore, io apprezzo molto la sua chiarezza, proprio da incursore della sanità. Le chiedo, Adesso mi fa sì, perché lui arriva Un marine, è uno che risolve problemi. un ardito. Tuttavia, mi chiedo come vanno i suoi battibecchi con il SUEM, perché qualche settimana fa c'era stato un po' uno scambio epistolare
Ricordo magari, perché non tutti hanno presente, lei aveva lamentato che talvolta c'erano stati da parte dei medici di base come dire, c'era stato un ricorso improprio al SUEM, cioè anziché valutare il paziente lo si rimandava, lo si rinviava direttamente al SUEM. Spiego? Sì. Allora, spiego per l'ennesima volta. Così spero che capiscano anche quelli che fanno finta di non capire, ma che in realtà hanno capito perfettamente. E la polemica piace, Rosi? Sì, alcuni anche ci vivono, si nutrono di questa. Nutrono, no? Noi in genere, io personalmente cerco sempre di evitarla. È un uomo di pace. Ecco. Chi? Io? Sì. Ma no. Abbiamo fatto, nessuno ha accusato nessuno, mettiamolo bene in chiaro. Nessuno si è seduto su questo tavolo o vi ha mandato un comunicato dicendo che la regione voleva fare la guerra ai medici di medicina generale. Anzi, penso che sia il contrario. Anzi, rispetto agli accordi che abbiamo preso, guardate che siamo l'unica regione che sta facendo tamponi con gli MMG e tutto il resto, finanziando, perché sapete che quella partita non è finanziata. E allora partiamo dall'inizio. Il 118 oggi sta facendo un'azione di filtro colossale per evitare che pazienti che non hanno necessità di andare in pronto soccorso ci vadano per poi essere rimandati a casa dopo aver fatto magari 4, 5, 6, 7 ore di attesa. Ovviamente lasciare a casa i pazienti vuol dire che qualcun altro li prende in carico, perché non gli si può dire stai a casa ed arrangiati. Quindi questa operazione di filtro che fa il 118 è possibile proprio perché c'è un forte coinvolgimento della medicina generale, che direttamente e tramite le USCA si sta facendo carico di seguire i pazienti a domicilio, che non necessariamente vuol dire visitarli, ma vuol dire dargli le giuste indicazioni, dare informazioni corrette, se necessario invitarli a chiamare il 118 se la situazione si aggrava, ma dopo aver valutato le condizioni. Quindi questa operazione di filtro del 118, che è fondamentale per la tenuta del sistema, sta in piedi proprio per il ruolo fondamentale della medicina generale. Siccome era successo che in alcuni casi c'erano stati degli episodi in cui il 118 diceva ho purtroppo dovuto andare a casa del paziente perché il medico non andava, abbiamo detto in maniera riservata e comunicandolo esclusivamente al centrale 118, per favore evidenziate questi episodi in modo che si possano prendere delle contromisure, dove tra l'altro sottolineo contromisure, non provvedimenti che sembra dire che gli spariamo o cose. Contromisure vuol dire magari verificare che quel medico non fa questa operazione perché non ha le risorse corrette, non è adeguatamente informato, quindi l'obiettivo della comunicazione era fate in modo che tutto funzioni regolarmente, che abbiamo la garanzia che tutti siano nelle condizioni di fare quello che devono fare. Qualcuno ha letto che noi dicevamo che i medici non fanno il loro mestiere. Io credo che quella nota fosse anche a tutela di quelli che invece il mestiere lo fanno, che sono la maggioranza, perché non sono certo io che su Facebook scrivo non trovo mai il mio medico in medicina generale. Non è giusto che perché c'è qualcuno che genera queste reazioni ce ne rimettano tutti i medici in generale che fanno il loro mestiere. Quindi l'intento nostro, al di là che il primo intento era di far avere al paziente l'assistenza di cui ha necessità, che deve essere sempre il primo obiettivo, il secondo era anche tutelare la maggior parte dei medici che fanno il loro mestiere, che non è giusto che si sentano coinvolti in una critica che riguarda una minuscola parte di loro. Detto questo, non si può neanche negare che questa minuscola parte esista, quindi i provvedimenti andavano presi. Tutto qua. Non c'era nessuna polemica con la categoria, anzi c'era un apprezzamento e mi sembra che le cose comunque siano tranquillamente rientrate, perché questa cosa si fa, le segnalazioni vengono fatte, sono comunque casi sporadici e sui quali adottiamo le contromisure necessarie. Quindi nessuna guerra. Ora, sperando che non riparta la polemica, è un auspicio personale perché poi insomma mi tocca lavorare, chiudiamo qua oggi, grazie.